Buon pomeriggio a tutti, siamo in Quaresima e ho pensato di farvi 3 ricette di magro. Dio me ne perdoni, ma dicevano una volta che nonostante dicono che siano di magro erano belle e ugualmente sostanziose, però insomma leggere. Allora vi farò la renga in saor, la panadella e le uova col tonno. Vi comincio a spiegare la ricetta principale, che ha una storia e che penso che tanti dei nostri nonni e anziani la conoscono, la storia della renga. Lo sapevate che una volta la gente era povera, c'erano le famiglie patriarcali, le famiglie grandi e usavano di appendere questa renga al soffitto, avvolta in carta oleata in modo di salvare tutto il toccio che colava, e poi alla sera la mangiavano con la polenta o brustolita o morbida, e così riuscivano a sfamare tutta la grande famiglia. I pezzettini della renga li tenevano per magari la serata particolare, e questa è la storia che si è portata da tanti anni. È chiamata anche il sardon, però, o anche scopeton, dipende da che zona a zona. Dopo tante ricerche, perché non riuscivano a dare una definizione a questo scopeton, hanno scoperto che praticamente era una sardina che veniva dall'Atlantico. Questa va conservata sotto sale, mentre la renga si trovano già i filetti pronti. Prendo i filetti, che li trovate facilmente anche al supermercato, li metto nella padella, li metto un po' di latte, li copro un attimino in modo che li metto nel fuoco. Appena prende il bollore lo spegniamo. Intanto preparo la cipolla per metterla sopra dopo. La taglio fina fina. Ho aspettato la bollitura, bollita un pochino, adesso la metto nel piatto. Mettiamo sopra la cipolla cruda. Io ve lo consiglio di prepararlo magari un po' di ore prima o addirittura il giorno prima, che prende ancora più sapore, perché così la cipolla si affloscia, prende il gusto. Ecco, questa potete fare una buona polentina da servire assieme, un mais perla o mais marano. Voilà. Ne metto abbastanza, perché non metto il sale sopra perché già la renga è abbastanza salata. Metto l'olio abbastanza, e questo a mio gusto gli metto qualche fogliolina di prezzemolo per dargli un po' di tono, di colore, di vivacità. Il piatto è pronto. Sbriciolo il tonno nella pentola, dove poi ci metterò un pochino di olio. Lo farò andare prima un pochino perché prenda il gusto, e poi aggiungo le uova. Metto un po' di sale e pepe, taglio in 4, 7 minuti, da quando bolle 7 minuti per le uova, così sono perfette. Una volta pronto il tonno, che ha preso un po' di sapore, aggiungo le uova. Sale e pepe l'abbiamo messo, una mescolatina, proprio il tempo che prenda gusto sul fuoco, 5 minuti, e poi la prepariamo nel piatto. Cominciamo allora con la panadea. Dicevano, e questo è vero perché lo ricordo anch'io leggendo, che la facevano per i bambini o per i nonni perché era più morbida anche per mangiare, però io dico che adesso possiamo anche di nuovo ricordarsi di questo e prepararla, farla anche con un buon brodo di gallina, oppure come la faccio io oggi, con l'acqua, una foglia di alloro e uno spicchio d'aglio e un buon olio d'oliva. La si può fare così, facendola bollire finché diventa morbida, e poi se volete sopra
metterla, quando l'avete messa nella vostra ciotola, un po' di parmigiano e se volete anche un uovo, e passarla leggermente al grill al forno. È un piatto completo. Una volta spezzettato il pane, potete usare il pane raffermo, così salvate anche quello. Metto lo spicco d'aglio, la foglia di alloro, l'acqua, deve essere coperto, l'olio d'oliva e lo metto a bollire piano piano nel fuoco. Pronta per impiattare anche la panada, panadea diceva mia nonna. Eccola qua, bella morbida, soffice, si sente il profumo dell'alloro, leggermente dell'aglio. È un piatto anche che non si ricorda più, che è anche piacevole farlo. Gli metto una spolverettina di parmigiano sopra e il nostro piattino è pronto. Eccoci qua. Arrivederci alla prossima puntata.